You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat, and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bedlight's begin at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your thought that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Temple best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your midnight's begin at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love ever leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful from your way. Some kind of beautiful, some kind of beautiful, some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up every morning, 'cause your midnight's begun at night. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. Lay your love and love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way.
Ok, sì, perché c'era il menu acceso. Ok, tutto bene. Sembra molto abbronzato in cam oggi, non so per quale motivo, ma va bene così. Buonasera a tutti. Allora, proviamo un attimo. Allora ce l'avete fatta a mettere la schermata del pre-live? Sì, sì, quello. Buonasera Gabri, buonasera a tutti ragazzi. Sì, 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 Buonasera. sì. Sto riuscendo a passare tutto nel nuovo programma e la Stream Deck sto riuscendo anche a riconfigurarla per bene, quindi cercherò di aumentare la qualità il più possibile, salvo errori. Come state innanzitutto? Fatto una buona Pasquetta? Noi ci proviamo. Prima un attimo questa esperienza che gentilmente ci ha consigliato il nostro amico Francesco. Mi accerto un attimo che tutto vada. Ok. Source è questo. Ok, allora ragazzi, diteci solo, non dovreste sentire niente voi, che il programma si è preso un ciufolo per un altro. Allora, quindi, se tanto mi dà tanto, e questo sta messo così, adesso dovreste sentire anche voi. Ok, ditemi se si sente adesso. Sì, effettivamente ci sono rimasto un attimino parecchio male stamattina alla notizia della morte del Papa, perché non vi nego che ieri, avendo aperto un attimino notizie e tutto, avevo visto il video dove era tornato anche a parlare pubblicamente e il mio primo pensiero è stato almeno sta meglio. Mi sono svegliato stamattina, è venuto mia mamma, il Papa è morto, ho detto, che cazzo lo stai dicendo? Come non. Ricordiamoci, gioco consigliato da Francesco e fatto da un amico di Francesco. Questo gioco è fatto da un amico di Francesco, quindi comunque da un ragazzo italiano. Quindi Sì. vediamo un pochettino di cosa parla Probabilmente prima di calabrese. passare. È un gioco calabrese. Allora, Zip just finished repairing your coffee machine. Feel free to try it. ok, Ok. va bene. Accendi macchinetta. Io ho paura che scoppi tu. Io Ecco stavo. qua. Ma io stavo scherzando, Hai scusami. fatto il primo. Sono 12 finali. You didn't Non hai wake messo il up with a caffè, manca missing. l'acqua. Coffee to the button incorrect. Allora, aspetta, aspetta. Non mi Calabria, fai origine vedere. mie. Non mi fai Calabria pure. vedere. Allora, accendi scarpetta. Accendi scarpetta. A posto. Allora, salve. Allora, noi dobbiamo fare il caffè. Sì, Cosa ci vuole per fare un buon caffè? Innanzitutto un po' di radio. sì. A parte Radio Maria rido un sacco. Oh, va bene. C'è un robottino. C'è una rivista. Allora, qui c'è una tazza. La tazza la mettiamo qui sotto qua, che giustamente se no non scende il caffè. Poi Ma che pezzo è? è russo, che infatti se vedi il boccale, Sì, allora, ma è potentissimo. la tazza c'è. Quindi poi togliamo il caffè. Penso sia di qua. Ah, ecco qua. Oh Dio santissimo. È un caffè spaziale, esatto. C'è una password qua. Password del presidente 224. Allora, prima che ci prendono e ci arrestano per qualche motivo. Teniamo così in sottofondo. Allora, che si gira andando sugli angoli e premendo il tasto destro. L'acqua anche se non è un caffè poco polveroso. Sì, non ti preoccupare, Gabri, ma mettiamo tutto. Ah, è che la lampada del genio, capisci? Tappeto, Aladdin. Allora, va bene, consuma tanta acqua. Va bene. Ok, enter button si Quindi io attiva. come metto l'acqua dentro? Dobbiamo Aspetta, raccoglierla in qualche modo. aspetta, aspetta, che noi siamo persone furbe. Enter. Allora, non è che si deve accendere prima il PC? No. È tutto in russo!
Allora, qui c'è un foglio. Ah, ok, come guardarti in giro. Ok, però sotto c'erano anche delle cose cancellate. Ma non Allora, ti fa avvicinare, tipo... Niente, l'acqua. non mi fa premere, si dovrebbe attivare qua, quindi si devono comunque attivare i computer in qualche modo. Ah, tipo... Allora, 224. Non fammi senso. Cosa vuol Cioè, dire? non diciamo niente che si collega qualche americano e rischiamo No, l'incidente diplomatico. Com'è? Ragazzi, tutti mano sul vabbè. cuore. Ma non è un termine, oh, Bammizzini, non è una parola. Che è lunga canzone, lo sì. Guarda tu questo in America. Oh, mi è scappato il dito proprio sul retri, mannaggia la miseria. Allora, Buonasera. c'è la voce esterna, è il caro amico Mano. Salve. Altri si stanno adottando con intelligenza artificiale, bot e quant'altro. Io ho assunto una mano così umana che ci aiuta durante le live. Allora, Obama l'abbiamo visto, quindi un altro finale ce lo siamo tolti. Obama l'abbiamo fatto. Allora, qui cosa c'è? Ma tipo Don't Press Beh sì, lo conosco Gabri, è bellino Don't Press Button. Sì, è stato fatto da un ragazzo italiano, noi non ce ne dimentichiamo. Chiave inglese. Chiave inglese. Aspetta, chiave inglese, aspetta. Io farò un guaio premendo sto bottone, io lo Vai. so. Togli da. Ok, leggi il foglietto Space Slot, guarda c'è il foglietto giallo. Dice Space Slot. Lockbox code without permission. Mm. E qui? Aspetta. Va bene, va bene, va bene. Jackpot. E mo? Ragazzi, ho visto un gioco che è Balatro, però con le macchinette proprio dice ti piace giocare d'azzardo? Sì, gioca a questo. No, no, Con no. elementi roguelike e No, quant'altro. no, macchinette Allora, no. E mo? e mo... allora ragazzi, qualcuno qui parla russo? Che se qualcuno qui non parla russo ci abbiamo un problema. Io vedo se c'è qualche altra cosa. Oh, una matriosca. There's the doll, inside the doll, inside the doll. La terra è fatta di una terra, che è fatta di un'altra terra, che è fatta di un'altra terra. Non hai fatto il caffè, Va bene. va bene? E sono Io di tutti... Russia so solo Putin. no, non va bene, no qua. Non... no. C'è la luna. C'è qualcosa sulla luna, però Sì, aspetta. Qua che cos'è? Il menu di start. Ok. c'è l'help che vola così. Allora, tu che help ci dai? Allora, deficiente no. No. Così no. Allora, non è che tu ti puoi aprire in qualche modo. Perso il libro. È tornato. No, qui abbiamo la tazza. Qui però se mi fai prendere questo,
Che non mi fai vedere questo? Perché? Sì, perché c'è un pianeta collegato? Aspetta, c'è qua. Numero Allora, 3. 3 è il sole, Io ne avevo visto pure un perché il altro, 2 eccolo è qua. qui, il secondo è E qui. 2 c'è scritto sempre sole, però. Allora, qua aspetta, se facciamo così è il primo. 660. Aspetta un attimo, no, stavo di contare i raggi, ma allora, non è che possiamo mettere... Aspetta, fermati, fermati. Caffè... Ah, no, mi scusi, questo è caffè, perché l'hai preso come acqua? Perché il caffè va qui dentro. Sì. Ecco qua. Mo esploderà. Allora, mo si dovrebbe prendere l'acqua. Allora, metti la tazza, perché ci si è messo caffè sopra e caffè sotto. Tu enter button, enter né kill. E questo qua non si preme. Non ho capito. Si è aperta una pagina di un gioco Switch. Penso, Badass Bowling penso 64. sarà un altro gioco che ha fatto lui, forse. Sì, e c'è questa palla da bowling con le gambe. Ok, vabbè, simpatico. Siamo i più forti. Aspetta, Il mistero si no, infittisce ciao sempre più. Setti, però Morte e Brumò non penso sia il caso. No, sei tu, perché Brumo? Vero che rompi coglioni. Io Però non so. Se apro qua, questo è un finale, lo zio. vai, Prima non si dovrebbe aprire dall'altro lato. vai, vai. No. Deep Space. Se devi fare spazio nella tua astronave, semplicemente apri la Vabbè. porta. Facile. Facile e veloce. Ci stiamo perdendo un attimo la testa con sto giochino che ci ha consigliato Francesco, fatto da un suo amico. Ed effettivamente non sappiamo, Setti. Che ho fatto mo? Ma io ho selezionato solo il caffè. Va bene. Premi il bottone che assomiglia a una scatola del caffè per aumentare la gravità. Va bene. Se clicchi la luna che succede? Gira. No, gira soltanto. Gira soltanto. Allora, se noi premiamo qui, non succede neanche No. un allora, iniziamo a fare un buon caffè fatto per me. Allora, questo No. 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 Questo no perché anche l'abbiamo premuto prima. Questo qua. Quindi no. Andiamo qua. Aspetta che se non gli dai il punto giusto... Allora, aspetta. Ecco qua. Butta Allora, sta cosa. caffè. Metti caffè, chiudi caffè. Allora, caffè messo. No. Poi, tazza messo. Manca solo questa cazzo L'acqua. di acqua. Allora, Ah, aspetta, forse aspetta, c'erano i aspetta. bottoni là, lo zio. No, ce l'ha fatto già accendere prima, che era il Quindi è tutorial comunque acceso. iniziale. È acceso, ma cos'altro dobbiamo fare? Perché ci sono gli altri monitor. Aspetta. Allora, luna, sole, sole era, lo zio, allora. Ok. Passato qualcosa qui Cioè, nel è un cielo. bel trip, Cetti, sì, ci sta ingrippando. Ma luna, sole, sole, dove si infizza? I miss you so much, sweetie, you're dead. Va bene, papà, sono nello spazio, però succedono delle cose. Allora, io vorrei capire mo qua come... C'è le tegliere, le puoi usare le tegliere? No, sì. Questo è lo zucchero. Aspetta, mettiamo un po' di zucchero. Ecco qua. Un po' troppo. Messo un po' troppo zucchero. No, forse dentro lo devi mettere, no? No, manca l'acqua, lo zio.
E ci dà comunque l'errore. Magari con 2 qualcosa di diverso? No. Che Ok. La sequenza dei bottoni è corretta, quindi c'è pure questo qua da capire l'ordine con cui premerli. PC, eh no, qua non ci fa fare niente. Comunque ragazzi, incredibilmente nei prossimi mesi probabilmente prenderò un nuovo PC. Attenzione! Colpo di schiena. Ho la sensazione che Già hai diventerò visto un solamente pochettino un dove gioco. orientarti? Questo l'abbiamo visto. Questo dice è collegato al pulsante Enter. Di qua c'è. Facciamo questo, magari si toglie il tappeto e fa qualcosa. C'è qualcosa sotto il tappeto, aspetta. È una freccia. La freccia punta di qua. Senti, allora, metti questa tazza qua. No, metti tazza qui sopra. Metti tazza qui, a posto. Allora, il tappeto manda di qua. Aspetta, c'è qualcosa dietro la pianta. Quindi il ok, allora per ottenere il finale perfetto ci serve proprio zucchero reale e dovrebbe essere questo qua allora. Allora questo è lo Questo è lo zucchero. zucchero. Quindi prima ci avevamo messo il sale addirittura, così. Ok, vai gioco, Ho visto vai. qualcosina, l'unica cosa che mi importa è prendere però un PC con una buona GPU così mi dura per anni. Ma sono uscite la serie 5000, la 5060 che comunque sembra buona sia a livello di potenza che per quanto riguarda i costi, eh. Allora, Ma tu sei sicuro che la mise in una tazza? vabbè, no, giusto mo per capire. Qui c'è il caffè, qui c'è lo zucchero e questo fa esplodere tutto. Qui non possiamo fare niente. Quello già l'abbiamo fatto. Qui c'è la matriosca e c'è l'altro finale. Qui non c'è niente. Allora, senti, aspetta, siamo idioti, siamo. C'è il tappeto volante. Sì, Allora, acqua. acqua. Allora, non è che. Però il gioco se fa così mi indispone, porca la miseria. Allora, no gioco, no. Ce la faremo da soli. Il bottiglione non ti Forse. dice niente. No, ma non si può neanche No. Scusa, se esaminare. premi su questi cosi. No. Cioè, metti un attimo la tazza là sotto, così. La tazza. Ecco. Magari è un meme. Premi Enter dalla tastiera. Lo zii, un casino, troppa acqua. Ed è l'altro finale. Sing song. Non ci avevo pensato. Bastardo. Comunque è bella la nuova chat, grazie Setti. Grazie, Cettone. Signore, non mi interessa Nvidia, costano 5 sensazioni. Probabilmente mi prendo la top di AMD che mi costa un po', ma tipo 12 euro Allora ti tirando. dico la mia. Io so che costano un bel po' in più le Nvidia, però ho avuto entrambi e con Nvidia ho sempre avuto molto meno problemi e più prestazioni sui titoli, eh. Poi era pure un casino di tempo fa, quindi con le ultime magari è così. Poi quello, buona sedia anche a te. Quello. Allora, a questo punto penso che il caffè lo possiamo fare, perché Allora, l'acqua, aprila. caduta all'acqua, Era un po' troppa comunque. ma stava tutta nel bicchiere, poi. Vabbè, allora il bicchiere dove. Ah, apriamo prima Allora, e poi prima mettiamo. apriamo e poi mettiamo l'acqua dentro. Allora, Un momento.
Abbiamo l'acqua. Andiamo di qua. Quello di sinistra. Enter. Si va di qua. E l'acqua è messa. La tazzina è messa. Chiudiamo qui. Mettiamo qua. Mettiamo Allora, questo gioco l'ha fatto un amico del buon Francesco per un progetto universitario, sembrerebbe. l'Accademia Italiana del Videogioco, era scritto sulla pagina E di dobbiamo fare Steam. il caffè, però se fai altre cose esplode il pianeta. Quindi mo dobbiamo capire solo questi qua. Diciamo tutte le operazioni base le abbiamo capite. Mo qual è l'ordine? No. Dovrebbero centrare sti Ah, là foglietti. diceva Sol, era Luna, Sole, Sole. Però 1, 2, 3 che vuol dire? Luna, sole, sole. Mm. E dobbiamo aprire ancora l'altra porta. Questo è il codice per Obama. La slot l'abbiamo fatta uscire da lì e ci dà solo. Facciamo una cosa però, aspetta. Ci metto prima questo qua. E poi facciamo così. Poi c'è qualcosa da attivare con la radio, eh. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Non è che fai qualche altra cosa? No, fai solo questo. Cioè, prova a mettere 2, 2, 4 qua. No, Presidente, Presidente. Presidente. No, pensavo che magari si aprisse. E ci serve un altro codice allora. Ci serve l'ordine di quei pulsanti. Ci sta. Sì, per Allora, lui. vediamo un attimo con la radio a sto punto. C'è un post-it a fianco alla radio, eh. Allora, 9212. No, era Ah, 900. 912, Sì. errore mio. Allora, sei un po' ostico, però. Vai. Niente, ho provato con la rotellina, ma niente. Vai. 900. Perché un nuovo preciso che il doppiatore di Dio mi fa morire a ridere. Molto bene. Io ti sto avendo serie difficoltà. Allora, cos'è che potremmo star mancando? Allora, il codice qua sono due cose diverse, che se vedi qua dice finali sbloccati, Sì. miglior tempo nel fare il caffè e lockbox iScore. Quindi comunque dovrebbero essere scollegati. Il problema è trovare la password. Voglio vedere se si riesce a vedere sotto sto foglio. Ci sono istruzioni su come montare un mobile. Ah, su come montare la sedia. Allora, perché non abbiamo un indizio? Magari aspetta. Forse quell'uno che esce qua è l'ordine dei pulsanti. Quindi o è 1, 2, no, 1, 2, 3 l'abbiamo provato e non è 1, 3, 2. Possiamo provare.
Allora, gioco, ti vogliamo portare a termine, altrimenti non ce la faremo più. Zucchero, questo abbiamo risolto. Sì. Questo abbiamo risolto, questo abbiamo risolto, questo abbiamo risolto. Questo che cosa sei? No, si dispiace Franco e piangerà. Perché Franco dovrebbe piangere? Sì, sì, Look up. No, questo sì. no, allora devi premere il quarto, Ozzy, perché noi 3 foglietti li abbiamo trovati. Si è offeso e se n'è andato. Allora, non ti offendere. Aspetta, con calma. Ah, non c'è il click in automatico, ma devi aspettare che si attiva. Allora, questo. Un oculista ti darà 2 giorni di No, maledizione sull'occhio. che Sì, sì. oculista, occultista. Ah, oh, quello avevo letto oculista, scusate. Tuo padre No, andrà a davvero, comprare che le cazzo. sigarette e non tornerà mai più. Two neon lights with icons of sun and moon on the right. E a rosso hanno sti neon lights, oggi a destra dice. Questo. Non so perché sei diventato tutto nero il computer là, a destra? No, aspetta. Ah, no, ok. Siamo in live, tutto a posto? Anzi, dateci un segno. O ci stanno hackerando. Allora, i neon... E ne hanno su questi qua. però io non capisco come potrebbero... Ha detto coi simboli del sole e della luna, però. Questi non c'hanno, si guarda pure in alto. Quelli sopra, magari. Nope. Forse acceso e sole, spento e luna. E come si interfacciano qua? Quindi spento, acceso, acceso. Ma dovrebbero essere 3, che a noi ci serve una sequenza di 3. Lascia il primo spento e fai acceso, acceso 2 e 3. Facciamo il caffè, proviamo così. Se funziona... Aspetta. Acceso, spento, acceso. Acceso, spento, acceso. Dice così. 1, 2, 3. Acceso. Va bene. Ok, mi fido di te. Quindi a questo punto dovremmo fare tutto il caffè. Quindi andiamo caffè. Proviamoci. No. Gioco. Gioco. Dai, gioco. Ecco qua. Aspetta. Eccolo qua. Allora. Caffè messo. Poi mettiamo anche lo zucchero. Tazza. Tazza. La tazza si sorda. Allora. Aspetta, però oggi... No, Sì, secondo me va messo pure lo zucchero dentro. ma tu ci devi mettere prima l'acqua dentro, oggi. La tazza ti serve per l'acqua. Aspetta, facciamo acqua e zucchero. No, come acqua e zucchero, oggi? Ok, allora, andiamo qua. Sei sicuro di questa scelta? Lascia fare. Facciamo un po' più dolce. Allora. L'acqua, dice va bene. Ma forse devi mettere alla fine lo zucchero, oggi? No, anche secondo me quando completi... Beh, che una volta che abbiamo capito... Ho visto che hanno... lo zucchero si mette alla fine, oggi non si mette mica. Ma qua è una stazione spaziale in Russia, che ne sai quali sono le abitudini? Allora, dovrebbe essere tutto a posto, no? Tu premi quel tasto avvio. No, non è quella la sequenza. Sequenza di bottoni non è corretta. Ho quello già settato la categoria perché a breve comunque mettiamo blueprints. Penso facciamo altri 10 minuti. Come al solito. Allora, quindi Gianmarco diceva così, vi facciamo il tutto. È un'idea. Magari c'era troppo zucchero nell'acqua,
Allora, mettiamo acqua. Mettiamo acqua. D'altronde, quando c'è la possibilità di esaltare il suo pupillo, perché no? Perché non farlo? Non è Mi colpa sembra mia. giusto. No, mi sembra giusto. Ah, questo l'hai messo. Questo a cosa fu? Aspetta, aspetta, Giamma, però aspetta, Dimmi. aspetta un attimo. Vuoi ripararlo? Volevo solo Ah, ok, dare. però era un finale. Era un finale. Drink coffee. Va bene, volevo Ok. soltanto Vabbè. fare una Secondo me ha aggiustatina, sempre ragione Mano. Vincenzo, voglio bene pure a te. Vabbè. Alla mia sempre. Che ti vuole bene. Io voglio bere un cazzo di caffè, non sono capace di farlo. Allora, sia dannato il calabrese. Allora, Poi alla fine magari manca il no, calabrese. l'acqua messa, poi Ok. Poi prendi il caffettozzo. mettiamo No, lo zucchero, zucchero non lo devi mettere, mo. mettilo, fidati di me. Allora, puoi fare quello che Allora, dico ok, ok, io. ok, 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 guarda, Una facciamo così. cazzo di run. Guarda, guarda, aspetta. Mannaggia, no, no, vabbè, no, non se lo prendi. Ma perché devi far volare via lo zucchero? Io Così. non ti capisco Allora, proprio. zucchero, caffè, Metto il caffè, stacca chi. Mo, avvicinalo a te, esatto, lo devi avvicinare verso di te. Metti, ok, chiudi sopra, dici prova così. così e avvia. No, nemmeno così. No, l'ha fatto. Aveva ragione Gianmarco. Va bene. Dai, Setti, vai, dillo. Esploso il caffè. Perché è amaro. Perché ci voleva lo zucchero. Però lo zucchero tu lo riempi fino e sopra. Gianmarco, so gusti, so gusti, Va so gusti. bene, però Allora, non tu vale avevi ragione l'acqua. per il codice, io avevo ragione per lo Sì, zucchero. Vedi, l'unione fa la però non forza. hai già capito che è LED. Cioè, semplicemente, quindi è spento dato che il sole due volte è acceso acceso. A Questo questo serve. caso sì. In questo caso qua penso di sì Se a ci sto riesci in punto. questo tentativo vi faccio uno spoiler sulla mod di Omori. No, 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 che no, Setti, no, no. Io non ne voglio sapere queste cose, voglio scoprire tutto sul momento. Non si fanno spoiler, No, Setti, quindi è scoppia la peccato. terra perché il cappello ha sbagliato. Sì, quello, la terra esplode sempre a quanto pare. Qualunque cosa si fa, l'importante è non sbagliare a fare il caffè. Eh no, un casino. Non Quindi a voglio questo sapere, punto, sì. così, Se no scriviglielo così. in privato a Enzo, così se lo No, fa ma lui lo neanche io spoiler. voglio sapere. No, faglielo Enzo. Allora, c'è tutto, Lo zucchero l'hai c'è messo? tutto. Ok, c'è tutto. Vai. Ora è dolce. 064. E ora lo facciamo. Yeah! Ok, Ok. Ok. Adesso dobbiamo fare la aspetta un training. momento. Sarebbe un'immagine. Che cos'è? Ah, giustamente è apparso il tempo per vedere in quanto lo fai. Allora, Allora, 777 e 064. Premila. No, non non si interessa. preme. Mancano 3 finali. Che cazzo possono essere? Allora, forse con la chiave inglese puoi rompere qualcos'altro. Quindi tipo la radio, schermo, eh, portellone, il casco, i tuoi piedi. Questo forse è un finale, spam, spam. No. No, no, Setti, manca immagini, no, no, niente, niente, No, Setti. le immagini sono No, pericolosissime, no, Setti, Setti. niente, deve essere tutto blanco. Quello di prima, ok.
Noi possiamo mettere questo da qualche parte? Fatto bordello. Non so. Non lo riesce a indossare il casco. No, che non c'è un comando di... Che abbiamo fatto tutto, mancano 3 Ma finali, questo è ma qualche quali? cazzatella. L'acqua l'abbiamo fatta. Hai riaperto il gioco da zii di quelli. Che hai premuto un'altra volta la palla. Ma se premi la palla fa il nome, se premi un altro punto esce... Tu non premere là. c'è qualcosa tipo qua a terra. No, Va bene, vi perdete voi l'opportunità, va bene così. C'è più gusto nello scoprire tutto del insieme. portellone, sì, quello l'abbiamo fatto anche prima, finiamo nello spazio e moriamo. Ed era un finale. Aspetta, qui. Questo non è il zucchero, ma è sale. Al massimo ci sarebbe farne uno salato per un altro obiettivo. Sì, potremmo farlo salato. Allora, aspetta. Facciamo così, siamo pure in orario e riusciamo a switchare. Allora. Oramai proprio metti il sale, chiudi qua, 1 e 2, coffee, coffee town, ok, e via. Facciamo così, ah, ok, già c'è un bicchiere, ok, no, pensavo non ci fosse. Quindi caffè salato, Sì. ok, dovremmo capire gli altri due obiettivi. Allora, gli altri due obiettivi ce li deve spiegare il Lezzo in live. Se ci ha giocato al gioco dell'amico suo. Allora, usciamo. Ragazzi, Proviamo ad sono veramente uscire. un lasso di tempo variabile. Ricordate, vai quello. Vai, quello. Sappiamo che tornerai. Okay. Adesso è il momento di Oh, aprire. abbiamo finito un problema, ne entriamo Ne in un iniziamo altro. un altro, sì. Allora, Sì. questo è anche molto interattivo. Allora, almeno ieri comunque, sia nel bene che nel male, ci siamo portati avanti un bel po' di risultati, quindi... Ok, un attimo che lo faccio tornare. Eccolo qua. È apparso in live? No. Perché c'era l'altro davanti. Ok. Allora, giorno 19. Allora, Gianmarco, attiviamo il cervello. Attiviamo il culo soprattutto. Andiamo a vedere stanza segreta, nuovo shortcut della vita? Vabbè. Allora, iniziamo ad andare di qua. E andiamo a vedere qualche stanza nuova. Allora, Gianmarcone, abbiamo Vai. lo shelter, il trading post e la casetta del poverello. Pastamberga. Così metti lo shelter, ci toglie gli effetti negativi delle prime 3 stanze rosse che prendiamo. Ci dimentichiamo che abbiamo ancora la maledizione. Mo si dovrebbe essere disattivato, in realtà durava 2 giorni. E infatti non c'è più. Sì, infatti non è apparso neanche in basso a sinistra. Allora, c'è un altro PC. Oh, cazzo. Allora. Per fare cosa?
E che mese Vabbè. è questo? No, ma poi, cioè, continuano ad uscire. Ma non è che magari è in tempo, col tempo reale, già ma. Vogliamo provare? Mettiamo la Dovremmo, data di però puoi oggi. mettere, secondo me, un oggetto dentro e poi te lo puoi recuperare con calma. Allora, oggi ne abbiamo. È Aprile oggi è 21. 21 aprile, sì. 20 Allora, devi fare PM innanzitutto. e dovrebbe essere, mo sono le 11. Allora, iniziamo a fare così. Va bene. Ok, non c'è niente di nucleare in giro, quindi qui non si può scrivere. Swanson anche qui, non so se è lo stesso qui così. Quante cazzo di parole sei? Scusami. Setti è la password, è troppo corto. Sono un bel po' di parole qua. Ero uno dei Kickstarter per quello. Ma per questo gioco qua dici? Per Setti? questo, Setti. Ma noi ce ne siamo letteralmente innamorati. Ma è bellissimo. Aspetta, c'è un foglio. Non sto dicendo cagate. Vabbè, Setti, però che cazzo. Ogni volta. C'ero rimasto. Ok, quindi loro comunque sperimentavano su sto posto e col fatto di poter creare le stanze in questo modo qua. Ma la password, no, boh, manca di deve stare per forza qua dentro perché abbiamo visto che il gioco ci dà cose in varie stanze. C'è caffè. Allora, ok. Gianmarco, allora, già abbiamo 78 problemi. Facciamo 79 e non ne parliamo più. Andiamo. Tanto quando facciamo una run, andiamo avanti, sblocchiamo cose, il gioco ci mette avanti altri enigmi, altri problemi e siamo sempre al punto di partenza. Noi ci illudiamo che stiamo andando avanti, ma siamo sempre al punto di partenza, in maniera perenne. Allora, sinistra, centro o destra? Ho detto prendi i soldi. Vai con sinistra. Sinistra ci porta bene di solito per iniziare. Allora, iniziamo con mettere subito questo qua. Vai. E appena troviamo una chiave, Lo apriamo. abbiamo un po' di loaker qua. Bedroom pure così in realtà, Così preferisco premettere questo, così ci blocchiamo il corridoio di qua. Prendiamo un po' di risorse, visto che non abbiamo praticamente niente. Inasso. Oh, 3 gemmozze, bene, mica male. Bene. Allora. Questo però qua sotto così. Adesso conviene tenerlo per dopo. Oggi la cappella la puoi mettere, perché mo abbiamo l'effetto che ci toglie il malus. E infatti. E non perdiamo neanche le monete. Allora, vediamo se i fedeli hanno lasciato qualcosa a terra. Fedeli? No, fedeli non lasciano niente. Allora, a questo punto possiamo andare di qua. Fare più così a sto punto. Perché poi se riusciamo a mettere questa vicino magari alle sue spalle, non sarebbe male. Basta che sta attorno, in uno dei 4 spazi attorno, credo. Allora, borsellino, buono, molto buono. Noi dobbiamo ancora fare la combo piscina, boiler e risolvere tutto l'armamentario là. Sei un bastardo però, gioco. Lo puoi mettere, qua te lo prende, però ci chiudiamo. Però ci blocchiamo completamente. Già, ma questo, bel security.
Né. Non c'è un caso. Lì c'è ancora la botola del mistero con tanto di ascensore e chiave ancora da trovare. Allora, Mettila questa, lo zi. a sto punto non Così ci ce fa la togli, ce la niente. disattiviamo. No, ma poi non ci fa niente e ci abbiamo 3 porte. Proviamo ancora a salire. Aspetta un attimo. A sto punto, via. Via. Vai. Ok, per le prossime 3 stanze era. Queste 3 qua conta. Quindi per 1, 2 e 3, mo Sì. le prossime abbiamo problemi, però ce ne siamo Le prossime si tolte attivano. 2 un pochettino impicciose. Speriamo bene prima, lo zio, che poi magari c'è un oggetto, lo. Figlio di bottana. Bastardo. Niente, manca una piccola lentina. No? Nope. Vabbè. Allora, di qua ci vuole una keycard. Va bene. Allora andiamo su. Continuiamo ad andare su. Allora, questa è brutta. Il pantry però non è male, lo zio per il momento. Passiamo di qua. Devo buttare dentro. Mi vendi un po' di soldazzi. Qualche passo in più. Mangiamela. Fottuten. Mac Fottuten. Ok. Allora, e di qua al momento Di qua. niente. Di qua Il boudoir non è male così. dobbiamo sperare solo che non è chiusa a chiave, però. Finiamo di esplorare e vediamo se si trovano i chiavi. Allora, cerca chiavi, vedi qualcosa. No. Dov'è il metal detector tanto amato dagli italiani? Dov'è? Ok, di qua ci fa passare. Lo sì, per forza. Per forza. What? Qua è chiuso. Tua sorella. Ok. Ma che corridoio, ma? Se c'è qualcosa a terra in qualche modo. Niente, niente, niente. Dovremmo andare a destra e c'è la libreria. Garage non conviene perché ci blocchiamo semplicemente l'uscita. Però ho 3 chiavi per andare avanti, lo zio. Però potremmo andare diritto di qua. Ok, dai. Che gioco Lo assolutamente strano accetto. comunque. Sì, senti, è un Lo vero accetto. ingrippo questo gioco. Allora, le chiavi a questo punto sono qui. Questo l'altro è Ok. pure shortcut se riusciamo ad aprire, Dovremmo mettere la sala dei fusibili. Allora, altri oggetti. Bello che ci ha messo pure gli oggettini randomici, giustamente per andare avanti, quindi. Allora, a questo punto possiamo continuare La sala andando dei verso fusibili, sì. l'alto. Proprio i fucili ci vogliono, 7. Riusciremo però a batterlo sto gioco, pure se ci vorrà un casino di tempo, ma dobbiamo farcela. Allora, Sì. è la Dark Room. Dobbiamo fare per forza questa, no? Che se no è. Allora, possiamo fare Dark Room. Teniamola qua. Sì. Torniamo indietro, visto che Vai. abbiamo 2 chiavi. Ci deve uscire la sala da pranzo, altrimenti su Kaizen possiamo andare per di qua. Per qua ci serviva una chiave. Anzi, 10 passi. No, già ma 2 oggetti. Può uscire la tessera. Può uscire una keycard. Non lo so, Vai, se te la vuoi rischiare, però vai. Abbiamo anche altre 2 stanze sotto. Iniziamo a vedere qua. Ok, 1 e 1. In modo tale che mo possiamo fare. Abbiamo 1, 2, 3 punti dove poter vedere di far uscire almeno un posto per un generatore. Allora proviamo prima di qua.
Bella pala da recuperare, ma Mamma inutile. sì, Ma sì. 7 monete pure. Allora, 7 monete. C'è il martello 8. Pigla gemma, zio. Ah, chi sto uno. Ne prendo anche 2 a questo punto. Bello. Allora, di qua possiamo continuare ad andare. Abbiamo molte stanze verdi che devono uscire e che possiamo mettere. Con questa potremmo andare verso il basso, non ce ne facciamo niente. Questa possiamo vedere di metterla là. Sprendiamo un pochino di gemme. Allora, una gemma è qui. C'è la batteria che ci serve per aggiustare i fusibili, quindi se riusciamo ad ottenere la stanza dei boiler, generatori e cose varie, siamo a cavallo. Allora, di qua invece Il Den non è male, Anche se si ci collega una bloccherebbe da merda, in su, realtà. sì. Si collega proprio una merda. Allora, i due di sotto li puoi Conviene. fare No, all'entrance. aspetta. Però dovremmo tornare indietro e rifare tutto il giro, quindi su altri Vuoi punti. fare da qua? Da qui ci riusciamo a creare un passaggio per tornare indietro. Vai. Perché se per caso troviamo la chiave torniamo alla foundation. Il problema è che ci siamo. Ah no, nella foundation comunque potremmo vedere di fare Sì, come no. Finalmente qualcosa però di che qua. se usi il Den qua, lo stai usando qua, non ci esce più. Ho pagato in mano, così. Non ci esce più poi dopo, Questo comunque è un'uscita a 3, tieni a mente. Potresti usare l'altro Aspetta, che va Gianna, giù. questo qua ci dà uno shortino per tornare indietro e da qua si potrebbe fare più Se usi quello al facilmente. centro vai giù. Però volevo vedere pure un attimo su quanto conveniva. No, vabbè, dai, andiamo a zigo zago di qua così. Allora, prendiamo la chiave. Vediamo. Sono in quella nera. Lui non parla. Quindi tu non dovresti centrarci niente. Ma ragionare. Se tu stai mentendo è lei. Lo zio, loro due mentono e lei sta dicendo la verità. Non è vero che sono in quella nera. Quella nera dice io non voglio sapere niente, il fatto non è mio. E quella bianca dice vabbè, ma me le tengo io, tutto a posto. Invece siamo stati purgati, qua. 6, che hai deciso tu. Va bene. Allora. Però qua sarebbe un ottimo collegamento, Giamma. Che però poi porta. O anche l'office ne richiederebbe 2 e farebbe uscire più soldi in giro. E c'è anche il fatto che dovevamo esaminare la stanza. Che così chiudiamo tutto. Questo qua secondo me è sprecato il dente. E allora dobbiamo mettere The Office. Metti The Office. The Office. Allora, nell'Office parlava di un libro. Vediamo se per caso c'è qualche altro oggetto, qualcosa che non abbiamo esaminato. Aspetta, foto. Non c'è niente dentro, ok. Non c'è niente. No, qui neanche c'è niente, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Il computer potevamo fare qualcosa. Sì, ma lo attiviamo, che secondo me pure attivare tutti i computer sulla rete può portare a fare qualcosa. C'è una mano che indica di qua. Sì. Non penso che sia casuale. Però non vedo niente. Allora, non si può fare niente. C'era comunque. C'è una tessera.
e ci siamo sbloccati l'altra porta pure là sopra là. Poi c'era qui che si premeva e si attivava la cassaforte, per questo la mano indicava qui, però come codici 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, c'è da mettere un numero esatto. Noi di codici non ne abbiamo assolutamente, no, non ne abbiamo proprio. Allora, facciamo qui. Lo puoi fare solo una volta a settimana. La settimana di gioco. Quindi su tutte le stanze già attive, visto che ne abbiamo fatte un bel po', dovrebbero essere apparse un pochino di monete ovunque. Allora, ok, almeno abbiamo attivato un terminale. Data transfer, ancora non possiamo fare niente. Terminali attivi, abbiamo quello dello shelter e mancherebbe quello del laboratorio. Poi ci possiamo collegare agli altri terminali. Questo ci potrebbe aiutare in qualche modo. Che tu da questo puoi controllare. Poi in giro ci sono 23 monete. Allora, intanto c'è questo qua. Poi a questo punto possiamo andare di qua. A sto punto sì, recuperiamo un pochettino di energia. Questo non mi pare deve dire l'altra volta, però, No, ho gemme. per vedere che ci esce dal quiz. No, ok, aspetta. Allora, risolviamoci sta cosa. No, è una doppia camera. Forse l'altra volta non ce li ha dati per qualche motivo. Allora, qui non c'è niente. No, 3 16 Di qua. allora 16 16 Ok. Two keys. Allora, a questo punto possiamo tornare indietro. No, a parte che 6 monete, io 2 gemme nella totale ignoranza me le prendo. Poi possiamo salire di nuovo di qua perché abbiamo la keycard. Succhiol. E qua adesso minchia, proviamola così qua. che non l'abbiamo mai fatta. Vai, così. Vediamola. Farei cazzo di 10 punti. 10 passi pure sono buoni. Sì. Come ho fatto come da segno tu così. 10 passi e survivability. Allora, ne abbiamo messo il patio che dà più gemme nelle stanze verdi, quindi a noi avere qualcosa che ci fa fare più stanze verdi a gratis senza che sono gemme in più. Da qui ne abbiamo 12 passi, quindi potremmo fare 1, 2, 3 e cercare di rifarci un pochettino l'energia di qua, o rischiamo nella dark room provando a salire, perché continuando a salire comunque ci potrebbe uscire la sala da pranzo e siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie Master Setti, grazie sempre. Facciamoci 10 passi per il momento, aspetta.
Aspetta. Che poi in realtà sono 8, perché uno per entrare e uno per uscire. Però c'è una gemma dentro, va bene. No, ma mica siete. Almeno stiamo un attimo più tranquilli. Vai. Quindi mo dove figa andiamo? Ma dobbiamo andare di qua, No, nel aspetta. boudoir. Tu vuoi andare alla Dark Sì, Room? sì, No. andiamo alla Allora Dark Room. andiamo alla Un Dark Room. rischio facciamolo, tanto dobbiamo toglierci Vai. solo quella stanza lì. Vediamo come va. Sono 2 chance. Vediamo. Allora, qui c'è la keycard e può uscire qualcosa di buono. La rarità però ce la fa vedere. Però qui sappiamo che c'è la palla. Questo- Quindi è una stanza chiusa. è A una noi ci stanza conviene chiusa. andare avanti. Questa può essere una stanza buona perché è una gemma. Questa è una stanza qualunque. Io direi stanza con gemma. Vai. Però aspetta ad entrare. No, è chiuso. No. Però aspetta, la porta va Osservatorio. indietro. No, non si può andare. Ok, non c'è entrato, sì. Allora, Aspetta un attimo. abbiamo fatto dall'altro lato Sì. prima. Sì, vai. Meno male. Stesso ragionamento che di qua ci darà i suoi frutti. No, ci ha bloccato completamente la strada in tutto e per tutto. Ci ha chiuso proprio di boom, non passare più. Guarda che ci sono uscite. Angulo. Però un'altra Le chiave, scarpe. C'era una chiave dorata. Però qui non ci siamo mai entrati. No, mi sa di no. Vabbè, così andiamo anche nell'osservatorio, ottimizziamo i passi e facciamo completini. Ci abbiamo altre stanze là da poter mettere, quindi possiamo vedere magari se c'è fare una stanza qualcosa. teletrasporta di più avanti. Cazzo, ne sappiamo. Vabbè, no, siamo qui per fare tutte queste prove. Le Andiamo gemme qui le ci prove. hanno purgato letteralmente. Andiamo stella. Allora, 10 com'è? le mele Ok. danno più cibo e più E 3 passi. I 3 passi me li Vabbè. accollo. Va bene. Ci darà. Vabbè. Allora, c'è qualche altra cosa? Sembrerebbe di no. No, assolutamente no. Allora, scendiamo di qua. Dobbiamo fare sì. qui. Ok. E mo Setti dobbiamo ottimizzare le stanze e abbiamo Ci perso, dichiariamo veramente. sconfitti per oggi e riproviamo di nuovo domani. Dobbiamo riuscire a fare tutto in un certo modo per poter vincere. Questa è la cosa che ci sta letteralmente facendo flippare. Senti, Cucina. kitchen e almeno ci facciamo un pochettino di zona così. Allora, qui poi Cosa diciamo? No, ma sembrava una pensavo fosse la mappa. pergamena attorcigliata, figa. No, che non c'è Marcone. E a sto punto. Così, giusto per vedere l'effetto che fa. Ma c'è la mappa del tesoro, guarda. Aspetta. Tu sei... Vediamo dov'è. Allora. C'è un tesoro. 1, 2, 3, 4, 5. Noi ci siamo stati, scusami. Però mo ci dobbiamo andare, così. Aspetta, Gianmarco. Allora. Dove stiamo? 1, 2, 3, 4, 5. Nello stanzino. Postiglio. Allora, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce la facciamo. Ok, vai piano e non sbagliare per No, no, già, ma pianissimo, pianissimo. Allora, mo mappa. Allora, Guarda dobbiamo andare di qua. Dobbiamo tornare indietro. allora, cioè, forse facciamo qualcosa di bello. Noi già l'abbiamo trovata l'altra volta quella mappa, ma non siamo riusciti ad arrivare nella stanza. Mo Mo array? Arato? di qua. Diritto. Ok, quindi Quindi sei di tu di qua, là. di qua. Ok, c'è un tesoro lì dentro. Si attiva solo dopo aver preso la mappa o dobbiamo prendere per forza prima la mappa? Perché se devi prendere prima la mappa e quando cazzo ci ricapita più come l'altra volta. Perciò, vabbè, vediamo che succede, così capiamo. Di qua. Di qua. Sì. 2 sopra e poi a destra. Di qua. Sì. Ok. E quindi? Serve pure la pala. Giustamente è un tesoro.
Ok, ci dobbiamo ricordare anche questo. Va bene, anche oggi siamo stati buggerati. Va bene. Ci dichiariamo sconfitti e andiamo avanti. Che cosa vuoi fare? Vabbè, abbiamo fatto un altro tassello, un pezzettino alla volta. Serve solo capire il tutto. Mettiamo tutti i tasselli insieme, così come ci sta facendo fare il gioco, e vediamo di risolverlo. Ci impiegheremo 30 anni? Abbiamo contenuto per 30 anni e non ci sono problemi. Va. Allora, andiamo sempre fuori? Allora, andiamo a vedere fuori che cosa possiamo trovare, visto che abbiamo sbloccato sto shortino qua. Anche se comunque i 5 passi in più si fanno comunque sentire. Allora, questa è una stanza extra che abbiamo sbloccato tramite uno shortino. Gianmarco, è uscito un altro nuovo, Schoolhouse. Aggiungi 8 classroom alla pool delle stanze di oggi. Va bene. Quindi mo adesso dobbiamo vedere innanzitutto se c'è qualche indizio per le altre stanze. Allora, qui c'è scritto Herbie, Il super maggiolino. non credo. Fatto qualcosa, Gianmarco, c'è una cutscene, stanno accadendo cose. Ho acceso un... l'ingresso, le scale quando siamo scesi giù che c'era quello spiazzale, dobbiamo attivare 4 di questi cosi per fare un'altra cosa. Gianmarco, sei contento, No, Gianmarco? no, non lo Gianmarco, so. c'è un'altra cosa da fare. Non mi fa piacere questa cosa. Non sono contento per niente. I Teen Timely Manor. Ok, comunque c'entra il viaggio nel tempo e spostamenti multidimensionali in questa villa. Allora, closing address. Quindi, ma Ok. scusami, questa run, quindi dobbiamo provare ad appicciarsi 4 cosi perché si deve fare No, una no, volta. secondo me questi sono fissi. Ci sono cumulativi. Questi sì. Lo posso anche spegnere? Allora, noi teniamo acceso, perché secondo me accesi fanno la differenza. Già, partiamo da questo concetto base Vita qui. di merda sto gioco. Veramente una merda. Spero che domani Microsoft non dica lo tolgo dal Game Pass, anche se lo compro proprio immediatamente. Difatti ce l'avevo anche nell'elenco dei titoli su Steam. Allora, se noi andiamo di qua, potevamo scendere sotto. Eccoli qua, difatti, eccoli qua. No, qua che cacchio succede quando la C? Cosa succede? Gianmarco, qua? supervisione Esce un del drago, mondo, esce, no? cosa succede? Qui c'erano altre cose, qui si aprirà un altro passaggio in qualche modo. Va bene. Noi facciamo uno. Abbiamo risolto? No, ragazzi, vi state sbagliando. Va bene. Allora, a sto punto, riproviamo di qua. Altro giorno, altro giro, altra corsa. Allora, con che cosa partiamo? Vai, scegli tutto. No, sta run non voglio scegliere niente. Vai, questo. Questo? Ok. Allora, vediamo un attimino se c'è qualcosa. Dove vado? Apri mappa. Va a sinistra. Mappa. A destra. Vanno Ok, bene vanno tutte e tre. sopra, allora fai la billiard room,
Allora, Baleardo. Vediamo prima se ci sono degli oggetti, qualcosa, niente. Ma quella è pure fortuna che esce qualcosa, ma noi che cazzo lo dica fare? Allora, 5. Allora, 2. Dove sta il 2? Eccolo qua. Allora, un attimo solo, Mm. Prova 2. Allora, ok, ok, La musica se n'è uno. andata, la musica se n'è andata completamente. Ogni tanto lo fa. 1. È tutto sull'uno, è Uno. uno, fa uno. Ok, apri il Allora, trunk nel corridoio. capo di Va cazzo. bene, Madonna. 12 soldini. Allora, a Ok, questo punto, visto che siamo qua, o possiamo aprire qua o continuiamo poi dall'altro lato. andiamo sopra. Ok, ma apri qua. Vediamo che esce. Metti la spare bedroom. Il veria dove va? A destra. No, metti la spare bedroom. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Ok, sinistra. Quindi di qua. Sì. Ok. West Wing Hall. Ok. Vedi qua sotto che stanza esce? Map. Avanti. Avanti. Ok, vanno tutte quante a destra, quindi vanno tutte nel vuoto. A questo punto gemme non ne abbiamo, Nope. Allora, dato che devi mettere qualcosa a questo punto, Io metterei la libreria per vedere di prendere vai, altri libri, magari c'è qualche codice dentro. vai, vai. Anche perché noi lo dobbiamo ordinare adesso. L'altra volta Dobbiamo prendemmo fare The questo. Fixed Stars. Mettiamo questo qua. Passo qualcosina da qualche parte. No, fermati gioco. No. No. Ok, allora vado verso l'alto a sto punto. Il garage qua diciamo era Mm. abbastanza così così. Guarda, è chiaro. Vai dritto. Monetina. Guarda, da 12 moneti, Allora, corridoio. vado? Ok. Niente, non esce niente. È la classroom. Non c'è. Parlor. Questa però dobbiamo rimetterla, porca la miseria. Ford Gems. Vai. Allora, Saranno buoni. Vediamo. anche perché la classroom la dobbiamo rimetterla. Due sono vere. La blu dice il vero. Le gemme sono in un box che dice la verità. Sembra un po' difficile queste cose. Allora. Due di questi sono vere. Quindi potrebbero avere ragione loro due. Lei dice che la blu ha ragione. La blu dice che due hanno ragione, ragione e ragione.
quindi questa stanno, le gemme sono in un box con la verità. Quindi chi dei due, se come dici tu? allora, due dicono la verità. Quindi se ammettiamo che Allora, se queste due dicono la verità e il nero dice una bugia, allora stanno nel nero. Se vuoi seguire questo ragionamento qua. ok, Yeah, topperia. ma allora possiamo andare assolutamente di qua e una chiave la usiamo a sto No, punto. per forza. Fissi Bella. da solito. Ok, proviamo sempre Vai. a salire per sicurezza. Tua sorella, quella svergognata. Mm, si può tentare il closet. Se no il passaggio, perché se no l'unico modo per andare a destra è tornare all'inizio. E perdiamo un sacco di cose. Passaggio, dai. Allora, dobbiamo andare di qua. Ah, Il questo è fatto per che ti finire blocca. questo si deve usare a fine Allora, run. sì, mettiamo sta classe. Vai. Grado 1. Contatto su. Quindi più ne mettiamo, più saliamo di grado, più si sblocca qualcosa. Oddio santissimo. Va bene. No, Caleb, piace il rosso, ma non va fatto così l'esercizio. Mi spiace. Su 12. Va bene. Argi o Arie è stato bravo. Freddy Freddy. Bibino. Freddy, dai, bravo Freddy, dai comunque. Sì, penso che ci sono parecchie differenze. Va bene. Boh. Ok, stanno studiando i colori, va bene. Forse più volte la mettiamo, più aumenta di livello e i bambini faranno test sempre più E questo è grossi. il test, te lo fa Se lo fare? volete salvare e lo volete fare anche a casa, no, niente. No, peccato. Hanno portato una mela alla maestra che noi ci Veramente? ciucciamo con piacere. Allora, a sto punto, c'è dell'altro? No. Vabbè, bravi bambini, bravi tutti, tutti a casa. Non gioco cazzo, Ah, a scuola con chiesa incorporata, vabbè. Torna sopra. No, perché non abbiamo una Non ci chiave. abbiamo chiave, non ci abbiamo, quindi dobbiamo tornare per forza indietro. Dobbiamo fare così, passare per di qua e vedere la stanza dall'altro lato che cosa faccia. Allora, così, Gymnasium Ah, mannaggia. Samsung, che però non ci dà mai un oggettino o una cosa particolare. Allora, vediamo prima giù. Allora, zio, a questo punto Se no iniziamo un non c'è entrare attimo. ancora e perdi 4 passi così. Il problema è che ci serve. Riesci a prendere la monetina almeno da qua? Vedi prima la stanza sopra comunque. Allora, ho sbagliato pulsante. Sei proprio, guarda, sei un braccobaldo. Sì. Vai con questo, dai. Chiave Ok. gemma. Chiave gemma. Così, mo li puoi prendere se no lasci qua. Allora, La run secondo me è quasi la da run, buttare. sì, sì. Però mo con la chiave il den possiamo aprirlo, quindi in realtà vale la Allora, pena.
Abbiamo anche una gemma, caso mai qualcosa. Soldings, e dobbiamo andare di qua. Almeno avrei ulata la porta, capito? Non mica assai. Almeno Ci ulata. siamo mai arrivati vicino. Solo ulata. Allora, aspetta, te ti metto subito. Che tu ci puoi salvare la run se riusciamo ad andare sopra. Tanto c'è una gemma. Prendi qua. Allora, di qua. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. attivale pure lo zio, le stelle. Così ci attivano i bonus. No, oggi è un malus. Ah no, oggi è più 5 gemme. Capa da cazzo. Oggi qua sarebbe da mettere il freezer e tenerci tutto per no. domani. E ci devo uscire. Cazzo. Classico. Forza. Possiamo fare più niente. Forza. Quanti passi sono rimasti? 13. Potremmo tornare all'inizio e vedere il lato destro se riusciamo a fare qualcosa. Allora, aspetta. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, può valere la pena. E che c'è una chiave per terra da qualche Eh, parte. Allora, può valerne la pena, dai. Magari sblocchiamo qualche altra cosa nuova. O magari ci esce un floppino. sto andando bene? No, non sto andando bene. Adesso sto andando bene. Che sei avido. Sei avido. Caccio una chiave da sotto, qualcosa per piacere. Ascoltalo. Poi era di qua. Secondo me nel tesoro c'è la chiave, quella lì che ci serve. Probabile così. Allora, andiamo a vedere di qua. Bedroom. Che tanto comunque quei passi non ci arrivavamo a tornare indietro. Almeno non è uscito niente. Pantry. Ci dovrebbe dare anche 3 passi con la banana. Est Wingle. Sì, ci abbiamo 2. Ok, vediamo prima qua sotto che esce. Non va la vita. Allora, no, lo zio, aspetta. Che volevi fare? In previsione del fatto che noi comunque esce il freezer, qui potremmo comprare del cibo e comprarci altri passi. Sì, però non abbiamo chiavi, quindi vuol dire che se la prossima sta sopra vuole una chiave, amma perso. Questo di fatti serve una gemma, ce ne abbiamo 6. Una volta fatto questo, tu devi andare sopra. E se sopra ci vuole la chiave, ma noi già adesso non possiamo. Comunque sarebbe qualcosa se da. tu prendi la Io chiave, mo la puoi andare metto. avanti comunque, là. La metto e vado a vedere prima la stanza sopra. Che tanto c'è sta non c'è sta chiave. Se tu metti questo, la Sì. chiave ce l'hai. E se vai Sì. sopra e ci vuole la chiave, tu annanzi ci vai. Se tu mi hai chiesto e fai quello che vuoi tu, se questo sì, però il problema è che abbiamo senza pochi passi, siamo a livello 2. Ma ho detto che stavo a sentire a te, facciamo come dici tu. Neanche niente di nuovo. Ok. Allora, la dark room per forza per salire. A merda sto gioco, cazzo. Gem requirement. Ok, grado 2. Altro test. Ok, i bambini sono andati avanti comunque con gli studi. Without using sign. Ok, 7, 13, ok. Questo usa il fatto dei colori come file del gioco. Sì. Quindi 7 meno 3, 4, 9 meno 8, 1. Allora, voglio vedere un attimo se sono tutti dello stesso colore, sì.
Penelope. che non vorrei ci fosse Brava, segnato qualcosa in modo particolare. No, F. guarda i colori, giustamente. Bella melozza. Mo la cosa da vedere è se, e qua c'è la spiegazione per... Ormai abbiamo fatto da soli. C'è da capire se mo che resettiamo, se per caso rimettiamo la scuola, se ci esce... Abbiamo pure 4 redraw, giustamente in classe. È l'abilità che c'era sotto. Allora. Così con la guest room possiamo pensare di andare avanti per un po'. Poi ci dovremmo fidare della Dark Room. Sì, purtroppo sì. Vai. Adoro le giocate pericolose. Questa va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Perché no? Male non ci fa. Quindi Classroom, torniamo indietro. Dica. Allora. Come faccio le stanze uscite? Rozzi, vai sempre con la terza, vai. Sgrondel. Turbolato. Salt shaker, sledgehammer e... me la vedete. C'hai 10 passi, potremmo forse... apri la mappa? Allora... 1, 2, 3... Andare no, dove? troppo. No, ma non possiamo fare neanche niente. Che volevi fare? Abbiamo una chiave. Volevamo vedere se riuscivamo ad arrivare almeno al passageway, ma no. Non ci arriviamo. No, no. E anche oggi. Niente ragazzi, niente. Nemmeno una novità, a dire almeno... No, però almeno sto fatto della scuola, il No, fatto che più lo metti, più aumenti di grado, può sbloccare qualcosa alla fine. Mo' il problema è... sono 8 classi. Il problema è proprio questo. Dobbiamo continuare così, oppure se ci riesce la classroom, riprendiamo direttamente da quel grado lì? No, Che se so da fare tutti e 8 nella stessa run, madonna mia. Ma gioco è bastardo, Rozzi. Allora. Sì, ma non vincerà lui, non ha capito, non ha capito. Già lui ormai, vero? Ma non ha capito, Gianmarco. Lui vince tutte le partite, vince. Allora, prendiamo soldo. Certo, lo zio non ci poteva lasciare in eredità i soldi come tutte quelle persone normali. No, quei soldi te li cerchi nella casa. La casa coi tranelli ci ha lasciato il bastardo. Multidimensionale che cambia aspetto e forma. Allora. Shelter, lo shrine e se troviamo la pala, Rozzi, tanta roba. diamo fiducia allo shelter, Rozzi. Shelter? Rozzi, sì. Ok. Lo shelter. Sì, perché poi comunque ci ha tolto 3 problemi belli grossi. Lo shelter ci può togliere veramente dei brutti e duri piselloni dietro. Allora, qui comunque ci serve sempre il codice e cose varie. Non possiamo fare altro perché non c'è niente. Ok, facciamo così. Oh, così deve mettere la data qui per sbloccartela quando... Allora, che secondo me funziona così, già, ma tu lo metti e da quell'ora fino alle 4 ore successive comunque è aperta, quindi dovresti tornare qua e rimettere la... Non spera che ci esce però. Allora, noi possiamo così, l'orario dovrebbe essere quello se l'ho messo correttamente, anzi, ditecelo pure voi.
per sicurezza. Io a sto punto, visto che siamo fuori, vediamo un po' nella boscaglia qui se c'è qualcosa, che non vorrei che... No, non c'è un cavolo. E possiamo controllare se la luce che abbiamo acceso prima, se si è tenuta accesa. Si è tenuta Sì. accesa. Ok, quindi le Ok. luci non le dobbiamo trovare tutte e quattro insieme, No. e già questa è una cosa buona. Ok, allora. Sinistra. Vai. Sinistra porta bene. Di solito va abbastanza discretamente. Allora, a sto punto Ai coglioni. sbiliard. Metti esplorazione. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Allora, 16. Allora, 1. Ok, ok, 20. Ah, di qua. Ok. Allora. Ok, la live per fortuna sta ancora andando. Allora, aspetta. 5. Ipso fatto. La Va keycard, questa bene. ci può servire Va per il bene. futuro. Va benissimo. Un chicardozzolo. A sto punto saliamo su. Corridoio, spare room, pantry. Noi ci servirebbe quella cazzo di stanza che dice puoi rimettere anche più piani uguali nella stessa partita. Allora, qui conviene la spare room, che già sappiamo che la Guarda. porta è aperta da quest'altro lato, quindi corridoio con porta gratuita, meglio che ce lo teniamo per dopo. A questo punto proviamo sempre di qua, perché c'è meno possibilità a sinistra di beccarsi posti con le chiavi. Sì. Allora, tu sei stronzio. Tu no. Anche se Ci così perdiamo due stanze. prendiamo 2 blocchi, però bisogna anche rischiare ogni tanto, così. Riempiamoci sti due blocchi qua se possibile e ce ne andiamo da destra. Vuoi provare così? Almeno Vai. su due potenziamenti, qualcosa più una chiave che comunque lente di Questa è ingrandimento gradevole, buono. Questa può tornare utile. Anche perché ci serve sempre di controllare quei codici nella darkroom. Non è che ti accendi e fai Si qualcosa. facesse la combinazione. La cazzo di serra finalmente. Oggi mettilo. Questa non l'abbiamo mai messa. Una volta almeno. Questa non l'abbiamo mai messa. La leva rotta. Oh, Allora. Gianmarco, ecco la leva rotta. Allora, la combo per entrare bene è da sotto, serra più la Allora leva, ci può anche uscire, ancora. Mai dire mai nella vita. Questo ce lo andiamo a martello, prendere. buono. Sono spartito Quindi mo, pure. se ci esce... Three so far inside will never shade. The jungle shall not rain. The crew you want cannot be paid. These sheets you find are worth a trade. Allora, aspetta però, già ma... Trade, noi c'è il posto dove possiamo fare gli scambi, ma non l'abbiamo mai utilizzato. Lo so. Quindi uno dei prossimi dobbiamo vedere di mettere quello. Vabbè, Allora, qui c'è passaggio segreto che porta anche a qualche altra cosa. Però almeno che non c'è qualche cosa... Va bene, va bene, va bene. Ok. Speriamo di trovare almeno la leva, giusto per capire se il passaggio segreto magari lo fai una volta ed è sempre lì poi la leva, quindi non devi cercare entrambe le cose tutte e due le volte. Perché sto gioco lo fa, sta facendo sti steppini pure su piccole cose per non farcele ripetere. L'acquario, che Ma non non c'hai possiamo tempo. fare. Di qua. Ce le prendiamo le gemme. Se è possibile. No, sì. Allora, Gianmarcone.
Grazie. Ok. Questa è quella che ci frega sempre e abbiamo detto che non è qua. Allora, questo dice la verità. La scatola bianca non ha una scritta, vero? The gems are in a box with a statement. Sì, questo è proprio uno statement bello pieno. Però potrebbe anche essere che questo è vero, questo magari è falso, quindi stanno là. Qua? No, nel bianco. Però il bianco come si stabilisce se è vero o se è falso? Non c'è scritto niente. Proviamo qua. Vai, Proviamo qua. vai. Proviamo qua. Guarda, guarda, guarda. Guarda come non ci sono. Vabbè. Allora. Ginnasio sarebbe ottimo. Se no ci chiudiamo completamente tutto. Ci prendiamo 10 passi. Possiamo continuare ad esplorare dall'altro lato. Ok, almeno c'è una gemma qui. Il capitano non si è mosso. Ok, non c'è nient'altro che possiamo vedere. Allora, signor Brisnonno. Abbiamo sempre pure il frutteto da aprire. Serve il codice pure del frutteto. Eh, Quello almeno però su 4 cifre. Almeno. allora ci conviene andare di qua. Poi di qua. E siamo tornati all'ingresso. Allora, vediamo di qua. A sto punto per forza l'acquario e ci sblocchiamo 2 possibilità. Ottimo. Buono. Vede c'è qualcosa da fare. Ah, che peccato. Che cosa? Il Siccome martello? l'acquario conta come tutti i colori, si è attivato lo shelter pure sull'acquario. Quindi abbiamo sprecato una Vabbè, stanza. vabbè. Ormai stico. Wow. Lasciamone a fare sto cazzo, mannaggia la miseria. Che sfiga veramente. Allora. Patriot. Che sfiga cazzo qua. Un po' di energia. Non vorrei che fuori le finestre o altro c'è qualcosa. Sì. Mi lascio doppia scelta. Tanto comunque siamo scelterati. Anzi, la Darkroom. Noi mo abbiamo la lente, o sbaglio? Sì. E la Darkroom mo teoricamente non si attiva, però è sempre buia. Allora, Giamma, possiamo fare, a parte che abbiamo il martello, quindi possiamo aprire la cassa gratuitamente. Vogliamo fare la haul, però non porta comunque a niente. Manco la Darkroom. Magari esce la stanza del tesoro e ci possiamo regolare pure un pochettino meglio. La Darkroom comunque non porta niente. Ci dà solo una gemma. Allora così, a piacere tu, frate. Almeno vediamo nelle casse qui comunque escono un bel po' di cose. Comunque sono 3 gemme. E che fai? Allora, a sto punto dobbiamo tornare di qua e andarcene per sopra. Sì. Dai, esci pala. Esci pala. Metal detector però, ok. Ok. Ma non è che la palla perché ce l'abbiamo là non ci esce lo zio? A copia. No, non penso. Però mo vediamo di sbloccarla per sicurezza. Che questo gioco è fellone. Veranda. È la veranda. Via. Quindi sta veranda. Vabbè. C'è la statua di Pegasus. Sì. Un'altra gemma. Che ci perché no? Il Den. A sto punto ci creiamo anche altri ingressi laterali di là. Oh, grazie Metal. Ah, no. Pasta del capitano. Questi ci permettono di andare un po' avanti. E c'è ancora questa e c'è anche una moneta a terra. Perfetto. Comunque secondo me da zio appaiono quando prendi il metal detector le robe.
Ogni volta che non ce l'abbiamo non troviamo mai un cazzo di ste cose Mm. per terra nascoste. Ne esce mai niente. Allora, vediamo prima all'interno. No? Guarda, ti metto cose. Questo lo puoi giocare, Ma a Lozzi, sto perché c'è punto lo sì, è il shelter. terzo. Succhiol. Allora, tanto possiamo camminare tranquilli e sereni ormai, tanto se esce qualcosa. Con la lente sui documenti là che stanno sulla scrivania possiamo fare Allora, mo qualcosa. vediamo subito. Un numero da qualche parte. No. No. C'è l'uomo del mistero. Nope. Fammi vedere la foto di lei. No, ok, stavo cercando di vedere se tipo medaglione e bottoni erano qualche numero. Ah, no, Pure. no, no. Persone. Va bene. No. Vabbè, ci abbiamo provato. Allora, proviamo ad andare verso l'alto. Ma sì, a Ma sto punto figliarello, frate. Corridor. è anche sbloccata, quindi tutto a posto. Questa pure è nuova. Questa ci E si c'è, fa però c'ha solo una chiuso volta. dappertutto. Allora, ci facciamo il closet, prendiamo 2 item. Ah, ma Lozzi. Ok. Purtroppo lo sai che questo gioco è come Balatro che ti fa uscire le cose nel culo. Va bene, piano piano, già ma. Nessun Prima o problema. poi lo No, no, passeremo. nessun problema. Bedroom dove va? Sempre giù. Ma io piazzasse forse a bedroom, sai? Se non dite, meglio a bedroom forse. Avere un piccolo intermezzo per avere qualche punto. Quindi sì, sì, sì. Allora, non ci sono oggetti, non c'è altro. Possiamo anche continuare dal Den, però. Allora, potremmo salire di qua. Abbiamo pure un sacco di stanze verdi, così per scavare. Volendo. Però a piacere tuo. No, no, vai, vai. Vediamo. Prendiamoci. Sì, sì, sì. Ah, è solo un item, ok. È solo un item. Ok, l'abbiamo Non preso. gli vogliamo lasciare niente? Ce l'abbiamo. No, allora cerchiamo prima di capire se per caso metterlo qui lo blocca da qualche perché mettiamo la lente di ingrandimento e ci serve per qualcosa e non riusciamo più a trovare sta stanza, è No, finito. merda. Ok. Andiamo a scavare nei posti verdi, così. Dove Allora, stava il primo, il più vicino? stanno Ok, tutti e due qui Den. sotto. Qua. Qui non c'è nient'altro. Qui. Coppole di minchia. E che c'è da realtà? Forse questa si può tradare come oggetti speciali. Monete. E di qua. Oh, ma non ce l'abbiamo neanche come oggetto. No, non è No, proprio, è no. inutile. Tipo questi. E anche qua. Tipo questo. Che cazzo. Vabbè. Prima qua. Su 2 stanze magari esce qualcosa. No, io mo sto facendo una pensata. Aspetta, già Che ma. stai pensando così? Nella foundation comunque ci sono due posti dove non abbiamo mai scavato e se la chiave fosse lì dentro. Sul dove sta la foundation? E vogliamo andare là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Possiamo arrivare pure nella greenhouse a scavare. C'hai 26 passi, così te lo puoi permettere. Tanto comunque per andare avanti dobbiamo ritornare da qua perché c'è il den. Quindi volendo può fare. A questo punto. Da Allora. qua? Sì, sì, sì. Allora. Allora, di qua. Di Poi qua. hallway, Di qua. sinistra. Di qua e torniamo nella hall. Poi di qua diritto e riusciamo a scavare qui. Va bene. Altro, sì.
Va bene. La Aspetta, di qua la fatto. prima Visto auto che così. siamo qua, aspetta. la prova? Sì, andiamo un attimo già a vedere cosa. Fammi sta prova. La porta del mistero. Cazzo c'è qua Capita dentro, cazzo. mo? Vabbè. Vabbè. Non siamo scesi per questo motivo qua, ma va benissimo. Tu te ne privi? No, ma assolutamente no, Gianmarco. Perché siamo impazziti? Io È questo un non- potenziamento fisso, ma Quindi non che te ne fai privi? scherzo? Ma assolutamente no. Solo mo dobbiamo vedere però di fare Allora, una la stanza greenhouse rossa. di qua, Ok. di qua e a sinistra. Allora, tu c'avevi qua. Però Una che roccia. sì. Però che cazzo, bro. Qui non ce ne sono più. Niente, già, ma Poi fino fa a qua. niente qua sul muro, niente, un cazzo. No, è no. l'unica cosa, ci vuole la leva. Qui si apre in qualche modo, che è un passaggio segreto Proprio palesissimo. strano, zii, capi È come. palesissimo proprio Ok, questo. mo dove dobbiamo tornare? Allora, già, ma mo l'unica cosa per non buttare la run è fare uscire. Dobbiamo tornare. Ci serve un computer. E quindi Noi dobbiamo abbiamo lo tornare indietro. shelter fuori, Sì. però non possiamo. No, possiamo. No, oddio, non so se possiamo inserire il floppino là perché è diverso come computer. Allora, qualche gemma ce l'abbiamo, qualche cosa così ce l'abbiamo. Che lato tornando? Di qua, di qua. È sempre in alto. Quello è il nostro obiettivo. Dacci una security per piacere, dacci una security, dacci una security. Sei uno stronzolo. Anche di proporzioni epiche perché c'hai completamente chiuso e dagli archivi in giù possiamo andare a vedere se per caso qui ci esce Facciamo qualcosa. sparare solo da là, zii. Allora, a questo punto metto Chiama l'osservatorio. Stella. Non metti qua. Chiave. Allora, vediamo che ci dà. Magari ci dà dei passi. Così ce lo siamo tolti da mezzo per Entri? oggi. No, non fa niente, è un Altri non teschio, è attivi. un teschio. Ah, il teschio, il teschio. Draxus the Vabbè, Dead. tanto ormai abbiamo perso, quindi. Quindi così ci siamo evitati pure il problema questo qua. Quindi, mo dove figa dobbiamo andare? Allora, mo dobbiamo andare, a parte a fare in Coolen, dobbiamo quattro andare passi, di da qua, di qua. Dacci la security per piacere. Qualunque altra cosa col computer. Questo mo esce la Chamber of Mirrors. La Boiler Room non ce l'aveva, è il. Allora, già, ma questa non l'abbiamo mai messa. Vabbè, già, ma guarda, mettiamo questa che non abbiamo mai. Tanto l'upgrade disk sappiamo dov'è. Quella stanza ce l'abbiamo Sì. fissa. Ok. Che succede se premi il bottone? Ma più che altro sto pensando all'oggetto. Push the button. Però dice che c'è un oggetto. Che giustamente ti crea copie delle stanze. Allora, teoricamente, Dozzi, questa stanza ti fa vedere che è chiusa, ma in realtà c'è modo di arrivare a quegli altri tasti per poi arrivare al tasto centrale. Quindi va fatta. Allora, questa è una cosa secondaria da fare, Giamma. Sì, questa la dobbiamo mettere centrale da qualche parte, non la dobbiamo bloccare. E dobbiamo attivare i pulsanti dai 4 lati per premere quello centrale e succede qualcosa. Ok, ok, abbiamo scoperto un'altra cosa. Chiamiamoci la giornata. Sì. Perciò c'è l'oggetto che lampeggia. Ok.
Questi chissà che dato zi, sta cosa. Allora, vediamo di fare l'ultima. Allora, il problema è che non esce troppo spesso. È rara. Anche perché c'è qualcosa che ti potenzia la run permanentemente là dentro a sto punto. Allora, giustamente il floppy disk non ce l'abbiamo perché gli oggetti da qua dentro non escono manco, sicché Ma poi che cazzino ci fa partire da dentro che se dobbiamo uscire fuori dobbiamo sprecare pure il passo. Basta, facci partire dalla fontana se non vogliamo entrare subito. Gioco maledetto. se no dobbiamo fare tutta la trafila del garage. Allora, mettiamo il trading post. Vai. Ciao. Pure per capire un attimino. Salve. Ok, tu prendi un oggetto e te ne dà un altro. Ok. Oh no, santissimo. Allora, dobbiamo accenderli tutti. Tu dici? Sì, però devo capire il viola come si sposta. Ok, allora. Questo qua sposta i gialli. Il giallo non si sposta. Come cazzo sono riuscito a spostarlo prima? Ok. No. Non ho la più pallida idea di che cosa sia questo coso. Io penso che lui vada al centro per qualche motivo. Solo mo non mi chiedere quale, né come, né perché. Non capisco il viola come faccio a farlo andare avanti in vari modi. Che così uno si è bloccato. Allora, Aspetta, sì. Allora devono andare i 4 gialli alle punte, lo zi. puttana tesorata. Il viola giustamente no. Allora. E tu fai così. Così sali se lo fai di uno, quindi e loro devono restare. C'ho solo il problema di quest'ultimo qua. Che se premo qua, mo il viola passa di qua. Indietro non lo posso fare Se andare. prendi già dal centro qua sopra? Sì. Aspetta. Fatto. Fermi. Apriti sedano. Che cos'è? Sì, prendiamo 2 monete al giorno. Sì, ne è valsa la pena, Allora, Gianmarco. la dinamite ce la scambia, palese. Dobbiamo Andrà portargli lanciata qualcosa. su quei muri di pietra che stanno in giro. Allora, vediamo di prendere comunque un oggetto e venire a qui. scambiare, sì. Allora, intanto la giornata È iniziata benissimo, così bonus fisso. Sì, bonus fisso. 2 monete al giorno. È un sogno che si realizza. Oh, so assai 2 monete al giorno, Sì. fatelo, zio. Se trovassimo qualcosa che tipo ci regala una chiave, una Allora, gemma. già da adesso 3? Che 3?
Avevamo già una Aspetta, quello aumenta di 2, quindi è aumentato a 3. Gianmarco, giubilo. moneta. 3 allora. Sì, difatti, monete 3. Abbiamo 3 monete al giorno. Vabbè, ti dispiace? No. Assolutamente. No. Non mi dispiace. Allora, iniziamo con stanza Tocca del a me. biliardo. Ok. Tocca a noi. Vediamo se c'è La qualcosa. saliera Qua. comunque, mamma mia. Niente, è uscita una volta, 2 volte, basta, mai Allora, più. vai. Primo lo sai. Ora. 4. 2. 10. Che? La chiave del sacro giardino. Segreto, giardino segreto. Del Che giardino sacro. segreto. E che cosa Dove facciamo? si usa? Ma che è sta chiave? Ma è il simbolo che era giù, Gianmarco, aspetta. Allora, noi abbiamo una chiave strana e abbiamo una porta strana. Non è vero. Non è che strano e che strano, No. si straniscono tutti e due. No, sì. Allora, iniziamo ad andare al centro, aspetta. Ci facciamo le risate se andiamo là e non c'è il floppino. Poi senti. Allora. Ne abbiamo trovato una chiave, no? Vedi, la porta è educata, si apre da sola, noi scendiamo. Noi dovremmo trovarci un floppino alle nostre spalle In teoria. e una porta che forse si aprirà. Allora, il floppino è ancora lì, Ok. già partiamo molto bene su questa cosa qua. Allora, tanto caccia floppino perché dobbiamo fare un attimo una cosa. Poi, non è che tu alle volte, so che sei il basement, però hai capito? Non è questa, giardino segreto. Allora, giardino segreto. Fuori non può essere. Allora, o c'è nella serra, perché la leva quella lì, quella ti deve abbassare, l'apertura ti apre la porta sud dell'anticamera. Sì. Però non è che serra, fiori, chiave del giardino segreto, apre muro di mattoni in qualche modo? Allora, troviamo stanze verdi. Ok, questa run dedichiamola alle stanze verdi. Sì, il problema è che Chiama tante... del giardino No, il segreto. problema è che noi molte volte abbiamo fatto sto puzzle e non c'è mai uscita. Stavolta c'è uscita, quindi Quindi è un oggetto che si trova random comunque. o esce dopo un po' più spesso oppure già Marco abbiamo idea di ottimizzare sta chiave al meglio. Allora, io direi Questo proprio in gol così. va bene. Allora, andiamo Ci prima nel mettiamo- vicolo cieco, così vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa. Giamma, sì. Vai. Almeno ci abbiamo un'altra possibilità. Sei vai un col po' farlo, scrotolo. magari però- ci esce qualcos'altro di utile. Anche se questo è solo gemme in realtà. Però mai dire mai negativo. Aspetta, la lente di ingrandimento. Per ingrandimento. Quindi possiamo vedere se ci esce sempre la darkroom e riusciamo ad accendere le luci di trovare forse un codice. Allora, è vero. Non Va lo sappiamo. bene. Allora, tu dici la verità. Sì. Se tu dici la verità, Sì. No, aspetta. tu stai mentendo. Aspetta però, se lui dice la verità, dice che il black box ha ragione. Quindi se il black box ha ragione, vuol dire che è vuoto. Quindi dov'è? Quello volevo dire. Se invece quello ha torto, quindi il black box dice dice una falsità, vuol dire... Vuol e dire allora sono vai qui così. dentro. Tu stai mentendo. Anche perché non è detto che non siano dentro chi sta mentendo. No, quello è ovvio. Allora, a sto punto 2 gemme e possiamo andare diritto per di qua. Giardino segreto.
Ma spona sempre il garage. Vabbè. Allora, qualche oggettino, qualcosa, niente. Forse il nucleo, zio. Allora, qui non c'è altro, comunque non ci sono indizi, non c'è niente. Allora, iniziamo con questo e facciamoci l'upgrade. Aspetta un attimo. Salve. Iniziamo a fare le cose buone. Cosa potenzi oggi? Ah, il Nook! Va bene. Diventi Tom Nook? Animal Crossing? Nook con 2 chiavi. Nook con bacon ed eggs. Ti fa recuperare per un po' di energia. E questo ti fa uscire sempre almeno una libreria quando drafti. Quando la fai qui dentro c'è sempre la libreria. Cioè ti esce sempre, cioè fra le 3 opzioni c'è la libreria. Gianma, visto che stiamo avendo molti problemi con i passi, Bacon and eggs. penso che sia un cibo particolare. Passi Poi passi e chiave. Vai. Breakfast Nook. Cazzato nero. Sì. Allora, cazzo, di già. Però possiamo disattivarle da qua. Se troviamo... No, più che altro... Aspetta. Noi quello che dovremmo poi capire come settare è questo qua. Quindi al massimo... Change offline mode. Unlocked. Set security level. Basso. Ok. Abbiamo raccolto tutto, non ci siamo persi niente. Quindi tu boh. dovresti aprirti. No, allora un'altra capità che serve. Allora è per l'anticamera in alto, Giamma. Va bene, dovremmo capire. Allora, intanto ce ne andiamo di qua. Mettiamo questo a sto punto. Dobbiamo tornare qua. Verde, comunque. Niente. Mamma mia. Ma non è che la possiamo usare ovunque. No. Sbagliato. Mattarella. Così noi ci proviamo. Non è che dici no, state sbagliando. No, non c'è culo. Qua poi con l'acqua qualcosa succede. Manco a di... Oh, senti, allora, possiamo fare solo così e ci abbiamo un problema. Ce ne abbiamo un altro. Ce ne abbiamo un altro ancora. Sì, ci sta dando tutto adesso. Sì. Certo. Ok, devo tornare all'inizio. Allora, abbiamo un'altra porta. No, questa pure era chiusa a chiave. Sì. Allora, torniamo all'inizio. Mannaggia. Va bene, il gioco ha detto no. Va bene, il gioco decide. Oh. Allora, a sto punto possiamo tornare di qua. Manca di... Avete capito a cosa serve sta chiave? Mambo cazzo. No. Allora, di qua... Un peccato là, quindi mettiamola di qua. Qui non c'è nient'altro. Bella gemma. La gemma qua va bene. Allora, senti, per non buttare proprio tutto, vediamo il libro che è arrivato. Magari c'è qualche codice dentro, qualcosa.
Allora, Oggi mi pare già avevamo sì, visto questo è identico a quello che c'è, cioè non c'è niente di nuovo in questo libro. Chi l'ha preso sto libro? Clara Epsen nel 61. Va bene. Allora, torniamo indietro di qua. qualche oggetto l'hai preso, eh? Qualcosina, sì. Possiamo pure andare a vedere se si può tradare qualcosa. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere se si può Allora, come tradare. oggetti abbiamo la lente di ingrandimento e la Magari pure la chiave. chiave, lo se la piglia magari. Tanto ormai qua non c'è nessun Giardino giardino segreto da segreto. ste parti dove si può usare sta chiave. Allora, Giamma, facciamoci un giretto tornando alla tenda. Non vorrei che c'è qualcosa che dobbiamo vedere No. cosa che... Salve. All pass. E cos'è? Non è male, però una Pass chiave dello segreta. studente. Allora, proviamo a Eh, fare una cosa, però aspetta. E poi possiamo... vedi un po'. Ma perché a noi queste cose non ci escono mai? Cioè, questi soggetti rari da sbloccare facendo le altre Vabbè, cose. anche questa. Vai. Aspetta, Giamma, però, aspetta, Vediamo, andiamo Giamma, avanti. questa è quella che forse ci serve giù. If you unlock a door with... No, non è per Va quello. bene, pensavo potesse essere... Mi scusi? E torni di Siamo qua. tornati qua. E fai tutto il giro questo qua. Ok, Tu che questa giro che giro fai? fa? Salt shaker, Battery pack, battery pack. una chiave. E Però poi qua questo si giustamente si ferma. interrompe. A sto punto, tanto dobbiamo dichiararci sconfitti. Torniamo un attimo indietro alla tenda, come metti pure tu. Però la chiave non ce l'abbiamo più, la Sì, chiave... Ah no, la chiave del sicuramente. giardino l'ho Fatti il giro. ripresa. Allora. Che a sto punto sta chiave... Qualche Scusa, parte. chiave del giardino. Questo Giardino è un segreto. giardino. Giardino segreto. Dov'è il segreto? Qui dentro. Ok, non l'avevamo mai visto. Comporta qualcosa il Forse giorno dopo. dobbiamo provare a fare anche questo. Ne pensiamo di avere delle risposte, ma il gioco dice: Chiedo che scusa, cazzo stai dicendo? il Scusami. giardino segreto dov'è? Chiedo scusa. Giovane. Fosse cadendo il giardino segreto. Perché qua dentro neanche abbiamo trovato niente alla fine. Ci sono le torce là. Si può andare avanti ed è tutto bloccato. C'è niente da utilizzare. Va bene. Chiave del giardino segreto. Che non è qui, a quando vai? Niente. Giustamente non sarebbe segreto. Comunque era un piccolo amico robotico da zio. Ah, vabbè. Un piccolo automato. Sì. Scusi, nemmeno qua. C'è un cacciavite per togliere queste Capi, cose. pure stiamo pensando così. Un ingresso segreto per una chiave, niente. Non ci arrendiamo, così. No, Giamma, ma che ti vuoi Pizza avere? qua nel cancello, vedi se male. Ma se si apriva qua e si sbloccava tutta la strada, Giamma, finita. Però ci manca da vedere eventualmente l'altro lato, perché noi siamo stati solo una volta aprendo il garage.
Che c'era comunque un po' di Vabbè. zona da esplorare di là, eh. Mi scusi, lei? Non si apre. Vabbè. No, Gianmarco, non c'è un giardino segreto. C'è manco un giardino normale a questo punto. 1572. Ma già, ma sì, c'ha la miseria. Cos'era il panico? Va bene, e allora, già, ma anche oggi ci dobbiamo ritenere sconfitti. Anche se comunque ci siamo potenziati, prendiamo più soldi all'inizio, abbiamo scoperto varie cose. Ce la faranno i nostri eroi prima o poi ad avvicinarsi almeno a vedere la porta che li sbarrerà la strada, perché da qui dobbiamo capire poi come muovere la security e preparare il tutto. Nuova stanza 1. Facciamo segui qui. Allora, noi ci abbiamo provato, ci riproveremo nei prossimi giorni. Male. Piano piano Sì. stiamo facendo dei passi avanti. Già, E mo questo Secret Garden, dove figa sta? ci penseremo nei prossimi giorni. Quindi buonanotte a tutti Buonanotte quelli che a sono tutti. rimasti finora, ragazzi. A domani. Buonanotte.